Piero Garbellotto, un primo commento. Ma complimenti a chi ha vinto, complimenti a chi ha vinto, la democrazia si è espressa. Ha sentito il nuovo sindaco Fabio Chies subito dopo il risultato che è arrivato? Sì, credo fossimo al 15° seggio, l'ho chiamato subito perché ormai era evidente che avrebbe vinto lui, quindi assolutamente. Difficile adesso pensare a cosa si è sbagliato, che cosa si poteva fare di più. Secondo lei qual è stato l'aspetto determinante? Sicuramente l'accordo della sinistra. Ma guardi, io ho visto i risultati, io praticamente ho ottenuto gli stessi voti del primo turno elettorale, ho perso l'1% e basta, dall'altra parte invece c'è stato un recupero di credo 15-16 punti percentuali, quindi chiaramente credo che abbia pesato sicuramente l'aiuto del PD, le indicazioni di voto che poi ha dato il PD. Insomma. Io sono contento della campagna elettorale che ho fatto, è stata una bellissima avventura, molto entusiasmante e tornerei a rifare tutto da capo nella stessa maniera. E quindi ai militanti, alle loro famiglie, a tutti i candidati consiglieri comunali delle sue liste che cosa vuole dire? Un grande grazie, un grande abbraccio, devo dire che mi dispiace veramente per loro, soprattutto per loro direi, perché veramente hanno lavorato con tanto entusiasmo, rinunciando a tempo magari per le famiglie, a tempo personale, mettendoci tanto del loro e capisco che magari questo non possa essere magari un momento facile visto tutto l'entusiasmo che ho visto prima. In tanti potrebbero chiedersi, Piero Garbellotto farà opposizione ora? Beh, credo che il mio posto lì non me lo leva nessuno, quindi... Assolutamente. Abbiamo detto anche prima, Zaia si è esposto tanto il Presidente in questa campagna elettorale, immagino che lei l'abbia sentito. Sì, ci siamo sentiti, ci conosciamo da tanti anni, ci sentiamo comunque e quindi niente, insomma io lo ringrazio diremo per aver presenziato delle conferenze stampa e la democrazia adesso si è espressa. E cosa si augura per Conegliano adesso? Una vera ripartenza? Sarà possibile una ripartenza con Fabio Chies sindaco? Ma questo guardi, io per Conegliano auguro sempre il meglio perché è quello che merita una città come la nostra. Gianangelo Boff, l'ultima domanda in conclusione, ha detto: tornando indietro io comunque sceglierei ancora Piero Garbellotto perché si è impegnato molto per questa campagna elettorale per la città di Conegliano. Ma guardi, credo che alla fine il risultato dell'andata a prendere quasi il 40% fosse già un gran bel risultato, poi chiaramente l'evoluzione di questo ballottaggio ci faceva diremo capire che sarebbe stata difficile, è andata come è andata, è stata una bella avventura, credo grazie all'aiuto di tutti quanti, quindi giusto così. Ma lei se l'aspettava che la sinistra si esponesse così tanto dicendo ai propri elettori andate a votare Fabio Chies, proprio così forte se l'aspettava? Beh, la prima settimana dopo il primo turno elettorale no, la seconda chiaramente sì perché poi questa cosa è emersa anche dai giornali e anche un po' dalle voci di corridoio. La prima settimana facevo un po' fatica perché erano gli stessi che avevano lasciato il Consiglio Comunale, mi pareva un po' strano, però poi ognuno fa i suoi ragionamenti, insomma. Io sono contento, guardi, del percorso che ho fatto, lo dico veramente con il cuore in mano perché dal primo minuto con la nostra squadra abbiamo detto noi vinciamo o perdiamo da soli e ce la mettiamo tutta. Non è stato sufficiente, pazienza.